Io oggi provo la conquista del mondo. Il mignolo. Qualcuno sta cercando di insegnare alla Chiara come funziona Instagram. Siamo a Treviso. Uno scoletto ti metto il mi piace. Chiara, grazie per averci portato la cartina che andiamo a Venezia. Ci salveremo tutti grazie a questa. A Venezia con la Cappella Sistina. Dai, mo. Moli, ma noi andiamo a Firenze o a Venezia? Perché... Puta via che merda. Rosso arido. Andiamo a prendere un bicchiere d'acqua che è freddo, via. No, sembra suonare di vino. Noi siamo a Venezia, stiamo con fare il baccalaureato, giusto? Yeah. Ecco qua. Che beve acqua, quindi va bene. Bevi acqua? Va bene. Proporremo la nostra guida Baccalo 2018. Pinky Winky. Whisky. Cola. Vediamo pure i Teletubbies, molto molto bene. Qui ci vediamo qua, siamo appena arrivati. Ed eccoci qui. Andiamo al bar che arriva. Andiamo bene fiori. Ciao, ciao ciao. Scusi, lei è un problema qua, lei è un problema. Io non trovo roba. Sono a Venezia, ma a 5 minuti, sono in camminare a 5 minuti, prima ho ancora a bere che è un grandissimo problema. Io sì. Ci siamo. Ci siamo? Si beve? Ok, il bar che avevo trovato, perfetto, prima bar che avevo fatto. Ci siamo. Il problema è un altro. Io qua vedo Venezia. Ha tirato fuori la parte. Venezia, mi vengo qua a vederli. Signore e signori, siamo arrivati al primo baccalo di Venezia con la S di Venezia. Poi cominciamo a bere noi. Bel fresco. Invece, come primo baccalo che siamo andati è da Luca e Fred, ciccheteria veneziana. Prezzi, quanto devi pagare? 21. Beh dai. Signori, allora siamo arrivati al secondo baccalo. Stiamo approcciando a bere il secondo rosso di giornata. E ricordatevi che se venite domani il canale è già sul Te può dirlo. Va bene, il prossimo baccalo. Buon fine terzo baccalo, adesso siamo al numero il nono posto, a Vecchia Carbonella, ma adesso teniamo a bere ancora, come i fiori. Yeah. Poi? Bianco? Metti pure la sala qua, non stampè. Ciao, grazie. Non che fai? Sarpi. Piccioncini, ora i piccioncini. Finiamo a bere 3-4 miliardi di ombre qua all'ultimo baccalo. Molto buono, molto spettacolo. Salta sì, no, salta. Adesso mi arriva che poi siamo qui, veni. Bene ragazzi, adesso andiamo tutti al Frulala a mangiare. No, le frutta, mi gusta che Poi ti devo sangria calda. Ciao ragazzi, guarda che bel posto. Siamo a Venezia, prendiamo il Neapolis Kebab.
la serie Baccari, tu siamo andati al quarto. Questo qua è il quarto, gli osti? Al quarto coso degli osti. Comunque una brava ombra che va molto bene. Ciccheteria scanna, parecchio scanna diciamo. E quindi so che ombre. Comunque una l'ombra. Mogli a 7. Guardatelo. Il nostro Fantani è già in fuga. Il Fantani è in fuga per il Baccaro. Infatti abbiamo raggiunto l'altro baccarista che adesso andiamo all'altro baccaro perché siamo un po' asciutti. Vediamo che sta volgendo. Un po' impastato. Alla prossima volta bisogna su fine rosso. Ciao! Posso vincere le armi come la partita, allora poi ci sarà Oh là. Un caldo. Siamo al quinto baccaro e a 3 ombreving. Però non sai contare i baccari come ombreving perché mi è già aumentato gli ombreving, non so. su uno mi ha fatto la giro. Tu mi hai fatto giri? Non ti fa che robe serie. Vabbè, certamente! Chi sei un videomaker? Magari fosse vera! C'è un youtuber. Sì, sono pure gravo, mi si sicuramente è youtuber! Mette i video su YouTube e nessuno segue, neanche gli amici. Ma vero, ma io gli amici, Metto mi piace. Guarda! Il castello italiano deciderà. Ragazzi, I love Veneto. Oh! Torna su un attimo. Dai, in diretta. Amore, mio filo rosso. E niente, anche questa volta il matrimonio non c'è, non va. Ti cosa siamo? Sparlepo, siamo Sparlepo. Ok, quinto Baga Sparlepo, perfetto. Come vuoi, lavori in corso, sì, insomma. Il motore! Come raggiungi in vita? Guarda! Il Ponte Miracoli. Sobria, camminando in città. Da sinistra. Si poteva avanti qua dentro, no? Amore mio, te ne raccolgo io. La nostra guida per i Baccari finalmente può andare bene da qui. C'è solo il problema, abbiamo perso 2 persone. Dove sono queste due? E queste persone che a casa? Se c'è il cassa? problema? No. Avete preso la cassa o no? Tipo? Avete fatto come cassa? Certo. Wow! Abbiamo dovuto aggiungere. Ho preso il cappello! Ho preso il cappello! Poi siamo qua al parco di Mi storia. raccomando, iscrivetevi al canale, ma non mettere mi piace, dovete mettere non mi piace. Aspetta, fai il richiamo. Ok, dove il topo? Ricky, no, doctor. Grazie alla nostra guida che ci ha fatto qua al Baccaro. Lo so neanche le notte. Ringraziamo la barista che dovrà andare in viaggio di nozze. Se avete qualche consiglio da dargli a questa povera ragazza che è ancora un po' indecisa, non sa se andare dalle brasiliane, quei bravi ragazzi,
Comunque ragazzi adesso giriamo al bar al ristoro, sarà il quinto, settimo, settimo, ottavo, non me lo riconosco un cazzo. No, io sono venuto a Piazza San Marco, volevo passare a Piazza San Marco. No, ma anche lui. Questo. Però Ricky, comunque siamo di San Marco, Ricky, devo bere come delle merde ancora e Penso che domani mattina che mi sveglierò sentirò Ricky. comunque ci vediamo al prossimo Baccaro. Sui baccaretti qua che andiamo a bevere qua fondamente. Oh, è perché non ci è ingannati su questi cazzo di fondamenti Che paio, che buono. Qua tra l'altro non si capiamo più qua nella stazione, perché qua non volete fare la stazione. è una roba. Allora, adesso noi andiamo alla Osteria Il Ponte. ok, come siamo già, terza volta che devo far cassa. Cassa. Siamo a 2, 4, 6, quindi 60 euro a testa. Già, Sì. già. Venga, vai. Sì, ma vedete, il baccaretto che ti mangia il formaggio. Questo è il formaggio imbriaco e sai come mi questo, sei finito. Imbriaco, cioè. Sì, insomma, deve sempre che a bocca non è straca, mica non sa la vaca. Ma che ammazza, confermo. qua faccio un baccaro. Cazzo che c'è? Una bella batteria qua del mio Sam. Bene ragazzi, adesso mi trovo a casa perché abbiamo finito di fare il baccarotto perché ero stravolto, stracotto tutto il resto. Infatti le immagini degli ultimi due baccari e te ne sono stati un po' puttane perché l'ho lascio incluso. Ok ragazzi, spero che il video sia piaciuto, ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale, mi piace se vi è gradito, ci vediamo alla prossima. Io adesso sinceramente dovrei anche ci vediamo alla prossima.